Amici bellini, perdonate il ritardo. Ci siamo svegliati non solo capolisti, ma anche ai quarti di finale di Champions League, che non è l'Europa League, ma comunque è una buona competizione. Screenshot, pagelle, parole di Spalletti. C'è una cosa che ha detto Spalletti importantissima. Cominciamo. Allora, io ho fatto di tutto per svegliarmi presto, insomma, perché ieri sera proprio non era possibile. Ci sono un po' consolato. Diceva Edoardo Zuratuta. L'avevo già benvenuto Zuratuta, ma questi si sommano, si mischiano. Iscrivetevi al canale, sbloccate tutto. Avete fatto il record di like negli altri video precedenti, la live breve, la reaction pazzesca. Insomma ragazzi, questi ragazzi qua, questo dovrebbe essere poi il momento in cui Zielinski segna il rigore e Osi, che avrebbe potuto anche prenderlo il pallone, perché abbiamo sentito che ha detto gliel'ho fatto tirare, gliel'ho lasciato io. Insomma è interessante questo Osimhen leader, che anche serio, a volte si potrebbe dire anche serioso, perché qualcuno mi chiede ma perché non esulta? Calma, non mi dispiace l'atteggiamento di Osimhen, perché veramente lo vedo mentalizzato, vuole vincere, non si scherza, è finito il tempo di scherzare, di pazziare, eccetera eccetera. Si segna, si sta in campo come i dannati, si azzanna l'avversario e io mi commuovo. Ieri è stato veramente commovente, lo vedremo con gli screenshot, anche con gli orari, con il minutaggio in cui si sono fatte certe cose, veramente straordinario. E questa dicotomia tra la più grande gioia nella storia del Napoli e la tristezza di quello che poi è successo in città. Sentiremo cosa adesso Ceferin pare che voglia escludere l'Eintracht dalle prossime competizioni internazionali. Vediamo cosa succede, speriamo non ci facciano scherzi, perché veramente non esiste proprio. Però concentriamoci sul campo, concentriamoci sulle cose belle. Andiamo con un ambrabam tattico non esatto, ma noi andiamo prima agli screenshot, perché è lì che poi si sviluppa il mio pensiero di pagelle e di voti. I voti sono simpatici. Ragazzi, al minuto 0,53, non è nemmeno un minuto di gioco, il Napoli va a costruire la prima azione pericolosa e vediamo è Politano che va al tiro, riceve palla da Anghissà. Quindi poi sulla questione Anghissà ne dobbiamo parlare, perché comunque sì, attacca e stacca, siamo d'accordo, ma corre tantissimi chilometri e ci mette lo zampino nelle azioni importanti del Napoli. Io semplicemente continueremo probabilmente ad avere reazioni forti quando vediamo Anghissà, perché non è uno così, è Anghissà che fa qualche errore che ci sembra un po' in infradito. Capisco Spalletti che non riesce a sostituirlo, non riesce a sederlo in panchina, perché è comunque fondamentale. In questa azione noi dobbiamo sottolineare che c'è Zielinski che riempie l'aria e che fa un buon movimento per eventualmente prendere una respinta. C'è Osi che in questo caso sul filo del fuorigioco, forse era in fuorigioco, purtroppo Osi questo è l'unico difetto che c'ha, quella foga di stare lì pronto a ribadire, ogni tanto lo fa finire in fuorigioco. Kvara ovviamente è qui, Lobotka è qui, quello che non si vede è che Di Lorenzo è qui fuori dallo schermo, perché era andato poi in sovrapposizione con Politano e Politano fa il suo movimento. Ottima partita di Politano, pallone che verrà poi respinto dal portiere. Il secondo screenshot secondo me è interessante, perché ci fa vedere che il Napoli questa partita ha fatto bene, e l'ha detto anche poi Spalletti, ha detto noi qualitativamente siamo cresciuti durante la gara, ma quello che vi voglio far vedere è che anche l'Eintracht fondamentalmente ha provato a fare questa famosa gabbia intorno a Lobotka. Il problema è che il Napoli ha gestito meglio il pallone, quando ha fatto dei lanci in avanti a scavalcare il centrocampo
li ha fatti bene, e soprattutto sia Anghissà che Zielinski sono stati molto, Zielinski poi sta un po' più avanti lì, sono stati molto dinamici e molto mobili ad aiutare anche Lobotka e non farlo rimanere completamente isolato. Quindi vedete che il giro palla sempre tra i due centrali, con però Mario Rui che rende poi la manovra più fluida, perché quando tocca il Mario Rui il pallone si creano più presupposti. Mario Rui alza la testa, ha il lancio più preciso direttamente per la punta, possono scambiare. Kvara e Zielinski hanno fatto il panico lì nello stretto, e quindi ci puoi provare a fare. Questo è un messaggio che diamo anche alle altre squadre avversarie: provate a fare la gabbia, non fa niente, non succede niente, il Napoli le trova le soluzioni. Può capitare una partita in cui non li trovi le soluzioni, ma sul lungo abbiamo visto che il Napoli ha molte soluzioni per arrivare al tiro ed essere pericoloso. E quando vi parlo di panico e di serata di grazia di Zielinski, qui Zielinski in un fazzolettino, un fazzolettino proprio di terra, riesce ad andarsene sulla linea del fallo laterale dopo aver ricevuto pallone da Kim. Vedete Lobotka come dà sempre una mano e dà sempre una soluzione. Pure Anghissà, vedi, alla fine bisogna rivalutare anche la partita di Anghissà. Ti fa bestemmiare tutti i santi, però ogni tanto bisogna anche dargli quello che è suo. E qui Zielinski se ne andrà in dribbling e in velocità, e poi servirà a Kvara e ci sarà uno di quelle parate del portiere alla tedesca che mettono il piede in quel modo strano, e quindi Kvara non troverà il gol. Ma qua Zielinski fa una cosa bellissima e lo serve con il contagiri, con i tempi giusti. Questa però è proprio la pennellata della giornata, lo vedete qui, un bottino mio che trova, e anche pressato. Questa è una palla che non era sua, era una palla di nessuno, c'era il colpo di testa sfiorato da Anghissà, loro recuperano il pallone, Lobotka di prima intenzione riesce a servire di esterno un pallone precisissimo per Politano, che sta bene sul filo del fuorigioco, non è in fuorigioco, e poi sappiamo come si svilupperà l'azione. Ma più che è tutto bello, però bisogna partire da questo passaggio di Lobotka che è straordinario. Grande il rinnovo di Lobotka, importantissimo. Politano deciderà, con un bel po' di spazio a disposizione, di non rientrare sul sinistro e di caricare il destro, un cross che con il destro risulta morbido, non risulta tesissimo, e Osi salirà in cielo, definitivamente in cielo, per poi metterla a pallonetto sul palo più lontano. E qui vediamo proprio il cross di Politano che con il destro morbido la palla farà questo e arriverà lì da Osimhen. Voglio ancora sottolineare, riempire l'aria. Anghissà era lì, Anghissà l'ha sentita la partita Champions, qualche sbavatura, qualche momento di defiance, ok, però vedete quanto è importante. Kvara sta lì, Anghissà sta lì, Zielinski sta qui. Vuol dire che il Napoli voleva proprio segnare, voleva vincere, non ha mai pensato di gestire la partita con coraggio. Loro dovevano fare loro i gol, il Napoli non se ne importa proprio e va a riempire l'aria. Questa poi è la cosa più importante, lo vedremo anche nelle prossime slide. Il Napoli mentalizzatissimo, sicuro dei propri mezzi, della propria forza, va, segna, vince. E ovviamente questa poi è l'immagine che ha fatto il giro del mondo, con Anghissà che con una faccia incredula. Ma posso zoomare? Ah, si può pure zoomare. Si può pure zoomare. Anghissà incredulo, più che incredulo è lì in tensione, dice la prendo, non la prende, segna, non segna. E Osi che raggiunge penso 2,40 m di nuovo da fermo a due piedi, e oltretutto vedete come inarca la schiena per dare anche forza, perché come abbiamo detto il pallone era lento venendo dal destro di Politano, e quindi con questa traiettoria non tesa, Osi deve dare forza a questo pallone. Preciso, fortissimo, è una bestia. Penso che l'avete visto tutti, no? Il tifoso georgiano con la piccola bandierina, meraviglioso, non c'è da aggiungere altro. E nel secondo tempo, quando siamo sul 3-0 complessivo, quando uno potrebbe pensare magari ti risparmi un pochino, guardate che pressione alta, guardate tutti i giocatori. Qui è l'affanno dell'Eintracht che cerca di uscire, di ribaltare la... Lobotka recupera palla qui abbiamo Mario Rui, qui abbiamo Anghissà, in questa zona
Donnarumma e Politano, qua è addirittura ovviamente Di Lorenzo perché è arrivato fino in fondo per fare cross, Zielinski, Osimhen, Kvara, guardate quanta pressione, alla fine il Napoli decide e accetta. Fate conto l'inizio, no, della gara, quando il Napoli batte, si vede questa linea sulla linea del centrocampo e i due centrali che restano isolati. I due centrali hanno accettato che si può. Vi ricordate quando si parlava Koulibaly, Manolas possono rimanere anche da soli perché sono velocissimi e possono accettare l'uno contro uno perché se la fai? E invece non si è fatto con Koulibaly, Manolas, ma si è fatto benissimo con Kim Rahmani. Veramente straordinario. Il Napoli può permettersi di attaccare a pieno organico perché quei due hanno come metterci una pezza, ma non solo, e anche la capacità e la mentalità delle ali di ritornare, di fare poi il sacrificio estremo quando c'è da scappare all'indietro e di rincorrere l'avversario. Il Napoli molto spesso lo ha fatto con successo, quindi io sono commosso, veramente sono commosso perché il gesto tecnico, la bella giocata, il gol, l'assist, tutte cose che il Napoli ha e che ha sempre avuto. Vedere però questo sacrificio estremo, il capire, si percepisce che i ragazzi hanno capito che è un'annata particolare, importantissima, dove si possono fare cose incredibili e la prima cosa incredibile si è fatta perché non si può lasciar passare questa vittoria come vabbè e il Napoli è forte. No ragazzi, questa è storia, e la cosa che dice Spalletti e ci sono arrivato è bellissimo perché Spalletti dice non ci siamo mai riusciti. Guardate com'è importante Spalletti che dice ci siamo. Lui avrebbe potuto dire come si è fatto in passato, non ci siete mai riusciti, oppure il Napoli non ci è mai riuscito, non siete mai andati, il Napoli non era mai andato ai quarti. Invece lui lui veste la maglia, lui dice i contratti ti fanno vestire la maglia per un tot, ma se vinci la maglia è tatuata sulla pelle per sempre per i tifosi, e lui c'ha in questo momento la maglia del Napoli tatuata addosso e dice da tifoso quasi non ci siamo mai riusciti, quindi è un'impresa storica. È importantissimo la comunicazione di Spalletti, questo è uno dei momenti chiave, la comunicazione di Spalletti, che ha aiutato sicuramente la squadra a mentalizzarsi e anche l'ambiente a capire certe cose. Bravo Luciano, bravissimo Luciano. Gli ultimi due screenshot sono quelli che portano al secondo gol di Osi. Ancora una volta vediamo questo passaggio di Kvara che la prende un po' così. Kvara, not Q. E il pallone prende una traiettoria bellissima, tesa, arcuata, bella effettata. Qui arriverà Politano che riceverà il pallone, punta l'avversario, finta di andare poi di accentrarsi, ma arriva poi Di Lorenzo che fa questo movimento e finisce per crossare per Osi. La palla è davanti a Osi è davanti a tutti i difensori, ma la palla è davanti a Osi e quindi non è fuori gioco, e Osi segnerà in tap-in facendosi anche male perché l'avversario lo calpesterà. Un Osi che se non aveva esultato nel primo gol non può esultare nel secondo per una questione di leggero infortunio. Io penso che anche questo stia contribuendo, magari lui ha un po' di tensione, un po' di paura di farsi male e di uscire, perché le ha avuti infortuni gravissimi e quindi questo ti può portare un retropensiero ogni volta che non c'è uno scontro di gioco. Lui è sempre coraggioso, però magari tu ci pensi, dici e se mi faccio male esco da questa storia, da questa stagione straordinaria e non ne faccio parte. Io devo tranquillizzare Osi, già ne fai parte, già sei stato grandissimo artefice di quello che si sta facendo, vai tranquillo, non ti preoccupare, rimani dietro al difensore che te lo fai dopo, vai liscio. E in ultima istanza quello che porterà poi al rigore procurato da Zielinski ancora una volta, questo è proprio uno schema, lo faceva Insigne molto bene, lo fa Kvara ancora meglio probabilmente, e con l'aiuto del Napoli che va tutto in attacco. Qua siamo sul 2-0, praticamente 4-0, c'è Mario Rui qua, c'è Anghissà, c'è Osimhen, c'è Zielinski, c'è Di Lorenzo e c'è Politano. Vi renderete conto che siamo un pericolo pubblico. La palla finirà qui, Di Lorenzo stop di petto, Zielinski si avvicina, c'è un batti e ribatti e poi Zielinski con grandissima classe di tacco, col controllo orientato con il tacco, se la porta in avanti e subisce il fallo che lo porterà al rigore.
rigore che chiude una gara mai aperta. E qua ragazzi, qua si può dire quello che vuole. Io amo lo humor nero, il black humor, non perché black così, perché come che pensate sempre male, assolutamente no. È il concetto degli stand up americani che si può e si deve scherzare su tutto, si può e si deve scherzare su tutto, e si scherza anche su questo, e ci sta, perché siamo impazziti, facciamo le torte, facciamo i giocattoli, facciamo le maschere, facciamo qualsiasi cosa per Osi, e la Osimania impazzisce, e ringrazio Agioletto per avermela segnalata. E anche su questo si può e si può alleggerire e si deve scherzare. Questo non toglie la gravità dei fatti, non toglie che siamo stati male a vedere quelle scene, non toglie che bisogna gestirle meglio da parte della UEFA, da parte dello Stato, degli stati, anche delle squadre, perché non è la prima volta che i tifosi dell'Eintracht fanno una cosa del genere, quindi bisognava saperlo e bisognava agire di conseguenza. Quelli che poi fanno parte, perché è bravo anche Spalletti a dire non parliamo solo dei tifosi, dei tifosi dell'Eintracht, parliamo di tutti quelli che poi vogliono fare casino, e qua ci vanno di mezzo anche i tifosi dell'Atalanta e anche i tifosi del Napoli, perché tra quelli che difendo la città, difendo la città, però se poi tu per difendere vai ad offendere, mi rendo conto la provocazione, mi rendo conto tutto, ma non si deve mai arrivare a rispondere con altra violenza, anche perché ci sono poi segnalazioni che la violenza non va a targetizzare solamente poi quelli dell'Eintracht. Quando c'è confusione si rischia di fare brutte cose, e quindi ci possono andare di mezzo i tifosi stessi del Napoli che non hanno intenzione di fare violenza, e quindi poi quelli che invece, non chiamiamoli nemmeno più tifosi, i facinorosi stesso napoletani, che invece per fare violenza creano altre problematiche. Ci vanno di mezzo quelli che hanno la macchina parcheggiata nel posto sbagliato, quelli che hanno il negozio nel posto sbagliato, ci vanno di mezzo i turisti, non solo i napoletani, che sono venuti, magari non se ne fregano niente del calcio, erano venuti a godersi la città più bella del mondo e si trovano in mezzo alla guerriglia. Quindi è una cosa comunque assolutamente inaccettabile. E con un Ambrabam tattico andiamo quindi a fare le pagelle. Sicuramente c'è dell'altro che mi sono dimenticato, voi mi incalzerete con le cose belle, però andiamo a chiudere, perché poi domani ci sarà, è chiaro che voi volete chi preferisci col sorteggio. È veramente un discorso silly, è sciocco fare un chi preferisci, perché poi tu preferisci avreste mai preferito il Liverpool nei gironi? Assolutamente no, però il Liverpool abbiamo fatto un sobboccone all'andata, e quindi la partita secca è così, non ha importanza. Preferirei non incontrare le italiane, per non sentire poi una narrativa che è tutta italiota, perché poi per l'Italia benvenuti in Italia, quindi poi va a finire che succede tutto un altro tipo di narrativa. Preferisco quando sono costretti anche quelli lì a tifare per il Napoli contro le squadre straniere, almeno questo lo preferisco. Poi venga chi venga e divertiamoci, perché noi abbiamo fatto il nostro dovere di migliorare la nostra storia, dobbiamo fare il nostro dovere nel raggiungere il terzo scudetto, e tutto quello che succede tanto di guadagnato. Meret 6,5, una parata non la fa, l'unica che fa a terra doveva essere anche fuori gioco per loro, però mi è piaciuto che è rimasto molto alto, difesa altissima, il portiere deve stare alto, e ha intercettato con uscite basse alcuni tentativi di cross loro, ma io non mi ricordo una parata sinceramente né all'andata né al ritorno, veramente troppo grande. Meret. Di Lorenzo 7,5, ancora un assist per Di Lorenzo, sempre a garantire la sovrapposizione con Politano, forse con Politano ancora meglio che con Lozano, perché Politano tende ad accentrarsi e lo premia sempre quando Di Lorenzo arriva fino in fondo a crossare. Tanto sacrificio, tanta disponibilità, tanta proposta di gioco. Rachmani e Kim do entrambi 7, al limite della perfezione anche loro. Kim stava sfiorando anche un gran gol, recupera palla qui in anticipo e se ne va fino in fondo e poi strozza col sinistro, e fa piacere anche l'ingresso di Juan Jesus, che merita di far parte di questo gruppo. Gli hanno fatto la stessa domanda per 50 volte in intervista: e quale preferisci? E come si deve fare? Il Napoli può arrivare in fondo, ma quale preferisci? Ma preferisci qualcuno?
ma preferisci evitarne qualcuna, e alla fine il discorso è che anche loro devono temere noi e lo sappiamo, e andiamo avanti finché si può andare avanti e va bene così. A Mario Rui anche do 7, è un piacere ritrovarlo, è un regista aggiunto, è tosto, è mentalizzato, grande stagione di Mario Rui, fa il paio onestamente con la stagione dell'anno scorso, quest'anno sta andando tutto meglio, quindi va anche lui meglio. Bene, bene Mario Rui, do 7, do 8 a Lobotka, do 9 a Lobotka, quante... Non dobbiamo abituarci alla perfezione di Lobotka, non mi voglio abituare, quindi gli do 8, Lobotto assolutamente, perché può non segnare, può non dare l'assist decisivo, ma senza di lui non succedono queste cose, è proprio difficile, è quasi impossibile sostituirlo. Siamo stati senza Kvara, siamo stati senza Osimhen, si è fatto, si fa senza Lozano, senza Politano, si fa senza Zielinski, non lo so se si fa senza Anghissà, si è fatto. Io senza Lobotka non so stare. È grandissimo il rinnovo. 8. Zielinski 7,5, gol splendido, no, non il gol splendido, lui splendido, veloce, subito ripartire, mentalizzato nell'inseguire l'avversario. È lì che dovete vedere la partita di Zielinski, è lì che merita il voto alto Zielinski, quando Zielinski va in scivolata sull'avversario per poi liberare Kvara che andrà al tiro. È lì che vedi Zielinski, perché un giocatore di quella classe, quando decide di fare anche la battaglia, diventa straordinario. 7,5 per Zielu. Quindi ad Anghissà io gli do 6,5, forse è il voto più basso, quindi ci sta secondo me come discorso sempre la potenzialità di Anghissà, che potrebbe fare ancora di più ed essere ancora più dominante, però non gli posso dare un voto più basso del 6,5 perché è comunque importantissimo negli equilibri di questo centrocampo ed è venuto anche spesso ad aiutare Lobotka. Politano 7,5, mi è piaciuto tantissimo, grande partita, anche lì un assist. Ad Osi do 8, altri 2 gol fondamentali, il broncio ne parleremo più in là, interviste ne parleremo più in là, non mi interessa, adesso io devo vederlo segnare. Giocare per la squadra, perché Osimhen è venuto molto spesso qui ad aiutare a prendere palla, a pulirla e a poi smistare, ha fatto anche delle cose proprio belle tecnicamente, sta affinando la tecnica, gli riescono anche più cose perché è in fiducia. Osi 8, e do 7,5 anche a Kvara, anche quando non c'è il gol alla Kvaradona. Kvara rientra alla fine nelle azioni decisive poi del rigore e del secondo gol di Osi, forse 7, forse sono un poco generoso con Kvara. 7,5 anche a lui, come Zielu, come Di Lorenzo. Non do voti a chi è entrato perché era una fase, do 6,5 a Juan. 6,5 a Juan Jesus perché se lo merita. Amici bellini, io sono commosso, è una squadra commovente, è un allenatore forte, mentalizzato, ci stiamo godendo, il famoso godersi il percorso, ce lo stiamo proprio godendo il percorso e continuiamo a farlo, non è finita e per fortuna non è finita, io direi, perché questa squadra ha dimostrato che arriva la prima finalina e il Napoli la gioca come se fosse la prima partita di campionato, quindi molto molto bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Kvaratskhelia. C, not CH. Lasciate molti like per far arrivare questi video a più tifosi possibili, allarghiamo la famiglia che è meglio. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.